Puntata numero 10, questa volta siamo in un luogo speciale, a Calasetta, Cadesedda, per ascoltare il tabarchino, un tabarchin, che siamo curiosi di scoprire sia in questo posto che nella vicina Carloforte. I Pollins è nice. Scie, Neatri di Museneise. Ignoti di Musenaise. Spincio a tutti a parlò in Cadesedeo, perché certi non vengono a Borca e quindi di Cadesedeo, perché poi è bello vedere in 4-5 anni con Pollins in dialetto, è una cosa delle più belle che esiste, per cui fate vedere con questa cosa, perché è un contributo forte. E poi ignoti abbiamo contributo a Zena. Ai figli preferivano parlare in italiano. Ti devi da sentire i strepelli che venivano. Confondavano a modernità che parlò in italiano e invece parlò in dialetto, è una ricchezza. Ti te navegò, te navegò. Su Michelangelo, Raffaello, quelle porche lì. Hanno preso una società, la società d'Italia, li ha più belle di tutti. All'isola, i figli, parlano tutti un dialetto. A scuola, quando non riuscivano a dire in italiano quello che avevano spiegato una roba loro, che dicevano, dimmi un dialetto. Da qualche era sta porta, a Carloforte, quando c'era messa su due piedi su, un sindaco fa un discorso di circostanza, in italiano. Dopo, allora si va da fuori. Tutti per il paese. Tutti per il paese, se era un figlio, come il giuramento. ma non Ligure, quando è Pola, non ha nessuno che è Pola come non trova le scimmie qui. Uguale qui, ma come un paese, come chi? Il nostro generale Swing a Cadesedda l'hanno parlato e aveva su che un po' anche i figli. E sono andati in terra, in scinti, in monti, non so, non mi ricordo manco il paesotto. E due anziani, a mamma di questa qui, un babbo, parlavano dialetto. Sì? Mi sono sordo, no? Sono Cadesedeo, sono una sua Cadesedda, però mi sono sentito che parlavano gli altri, parlava un dialetto, la lingua che parlavano, una cosa. Ti capivi tutto? Sì, ma come parliamo? Lei ha trovato gente sì. Ma siamo abbastanza ospitali, Così a sprovvista, non vegna. Cian a Sardega già ne ha da. Voleva dire? Cian qualcosa ne dà gli anni. Piano piano qualcosa ci danno. Ho capito. Allora è così. Il governo, le istituzioni. Perché ha detto tu come sei, perché è Trege. perché è Lo perché è camine, perché è came, questo è scumpe, questo è meno, Emanuele. questo è medici, questa è la bustela, Bellissimo. Stelleggiante. chi è cambi, Sono da Cadesedda, c'è gente gentile, gente più riservata, insomma, che sono stata a Zeda, ma da tanti anni, la gioventù è diversa da prima. Però se parla un dialetto. Sì. E con quelli di Carloforte se va d'accordo? O... Sì. Si abbracciano tutti i giorni. Togliamo il tappo che lo togliamo il tappo. Io a Carloforte avevo i nonni, le zie, non ci sono più. Su in po' Cadesedda e un po' Luisea, mia madre era di Carloforte. Che qualche posto dove possiamo trovare qualche che ne dice qualcosa? La mia. Vuoi qua a mangiare russa? Chi là da focamin la mia tempo. E sta chi è una cosa che mi penso sia importante, perché spesso la gente a secca certe cose senza pensare. L'importante è il canto, con i serenotte, con i canzoni tipiche, Gianca Cadesedda, d'Andrea, chi. Se pigia un appuntamento, tutti gli amici, diciamo che in gruppo un po' ci strutturiamo, dove siamo un po' di una Paolangraise di leader che guidano l'insieme e tutti vanno a preu e cantano queste canzoni che sono la storia di Cadesedda. Un Cadesedda vuole mica dico, vuole narrare un po' più serrato do Carloforte, un Carlofortino è più espansivo. Ho capito. Non so parve.
Buongiorno, che bello Verandi. Tutte queste borche, ti le fate te? La passione, il buddhismo. Quanto che ve la fai in travaggio così? Con la lama che almeno 5 mesi, 4, dipende un po' del tempo che posso dedicare. Davide, Dimmi. prima di venire da me, cosa ti parlo? Mi parlava solo in italiano. Poi come sono venuto qui a travaggio, mio nonno mi ha detto se ti stocchi a travaggio la parlo tabarchi. E così ho fatto. Ti imparò? Per forza. Non ti ha convinto? Se non che mi cacciavano le feur. Ti cacciavano le feur. Ma tra i suoi si parla un po' tabarchini? Dipende dai famiglie. E con Zena che hai un rapporto speciale? Con quello che venga anche io un rapporto speciale che è lungo, perché si forma amicizia, solo perché ne sentono parlò l'anno passato, che stai tu qui, ti fa vedere, aspetta. Sì. Pitaluga. Ah, Pitaluga. Ecco, ti vedi questo qui mi ha fatto anche la dedica. Ah, che bello. Ne abbiamo parlato così. E mi ha mandato un libro che il turismo l'ha iniziato prima della guerra, perché avevamo messo un treno che da Sulcis collegava con Cage, il fascismo, l'aveva messo anche perché o sabato e a domenica portavano i figli ai colonie, che ai colonie veniva questi treni speciali, sabato e domenica, a portare tutti i genitori di questi figli, e si portavano a prova i querte e l'ensù, perché allora tendono che ne è, e andavano in te case, che la casa specialmente di stature, poi quella del Sorgia. Poi dopo guerra allora siamo messi qui in macchine a venire, l'invasione francese, dei tedeschi, e poi il turismo è sviluppato in tutto a Sardegna. Sì. E ora continua, però il turismo che prima vanno in Costa Smeralda, poi vengono in giù, vanno al posto dove stanno, ai porti l'altra da Battasse, e che anche che accade sera. Mi hanno detto che c'è un posto qua a Calasetta proprio dedicato alla cultura tabarchina, che si chiama Raige, radici. Chi se parla tabarchin? Stai caiti in tuo posto giusto. Chi per un divertito quello qua in tabarchin. Ma in Cadeseda anche Carloforte, tutte e due? Tutte e 5 comunità che hanno origine tabarchina. Peggi, Taborca, Luisa, Cale Carloforte, Nuova Tabarca in Spagna e Cadeseda. L'idea è da Cooperativa Mille Piedi e da nostra presidente Marzia Varaldo e poi tutti hanno collaborato per dare vita a questa riunione, perché prima erano tutte comunità separate, invece in questo modo siamo riusciti a riunirsi e a cose un po' decine. Le cose digitali, chi è in archivio? È quasi tutto digitale, perché i pannelli hanno i QR code dove si può direttamente sentire in diverse lingue la storia e anche interviste fatte ai paesani. E invece o c'è del dotu si trova anche in monitor con screen touch generico di Zöghi dentro. Di Zöghi? Se poi con la lingua tabarchina con fotografie antiche e che tante curiosità in suo nostro passato e poi anche un video bellissimo dove si vede anche tutti quelli che hanno collaborato appunto a questo progetto. E chi ha mappa? Se non sono nette comunità? Quiz lingua. Grigella, cosa è la grigella? La graticola. Chi è le fosse? Dunque quelli che vengono anche non hanno solo ma bello, ma che è tutta una storia, una cultura da vedere, da scrivere. Certo, infatti se ti stai a sentire tutti i QR code, a leggere tutti i pannelli, non la basta i 2 euro che carvimo. Ho capito. Per quello che quelli che torna. Se sta trova in travaggio da Gaibo o in paradiso, se non bisogna fare qualche sacrificio, come poi vede anche da ste, non posso da Gaibo, dai. Subito il posto do prever rosso che è un cupo. Pinde musto, pigia il cupo, beve il musto, mette il cupo su il posto do prever rosso. E mi hanno detto che è in cugie con il cartello e mi ho detto, ma tutti chi si sente un codo, tutti chi sono che arriva, Ti sei una poetessa, ti scrivi poesie? Vabbè, sì. Tabarchin? Certo. Ma non perché sono meravigliose le poesie, perché scrivo un tabarchin. È una cosa che in cui fatto quisite a gente sorda, perché mi sono inserita in l'ambiente sordo. Onde all'inizio mi diceva, signora, cosa ci fa lei fra noi? Io sono sarda, nel cuore e nella mente parlo la lingua dei miei avi, cioè il tabarchino.
messo in serie Cianin perché non muoveva, è una straniera. Allora come si mandò poesia di protesta e funzionava. A protesta funzionava? Sì, funzionava, sono stata anche premio 2 volte. Complimenti. Quando mi premiano non me ne frega per Mariatina, sono contenta che porto la mia lingua e che posso dire dov'è Calasetta, com'è Calasetta e perché ci chiamano tabarchini. Sì, Alle forse la terza o quarta isola per grandezza che abbiamo nel Mediterraneo, che in ta stessa isola e a distanza da pochi chilometri si parla 2 lingue diverse, si parla un sordo, si parla un tabarchino. Io non sono d'un posto, quindi non è d'un posto. Non sono d'un posto. Sono cade sedeo del. Ma cosa dici? Ah sì, certo. Mi parlo cade sedeo, cade nu, come l'eco che mette l'accento milanese. Vabbè, hai capito? 1046 anni, 47 anni che sono. Tu sei un po' impastardio. I tradizioni liguri chi se ne lungo rispetto e porta avanti. I canzoni, tante canzoni che si canta qui. Sì. E noi de Cadeseda e ligure e tante stette anche poi arrange per Cadeseda. I Dagnoti che anche una tradizione ligure e piemontese, perché certo, perché chi oltre i liguri che è stato anche i piemontesi che sono venuti per a Cianto e Vigne. Chi a Cadeseda il vino è buono, il vino do Piemonte che è stato il piemontese qui, Che è un gruppo di persone che canta da notte. Serenote, sì. Ma se riesci con i turisti a fare imparare un po' di tabarchino o magari se devi come linguaggio in codice per non farsi capire. No, vediamo come linguaggio in codice per non farsi capire. Quando mi fanno innervosire, allora parlo in tabarchino così non mi capisci. Più sei a sé, se a sé a sa, se a sola a sé, per sola a sa a sissa. Non so se anche ravioli. Bellissimo, bellissimo. Sì. Noi abbiamo visto anche la tua canzone, ogni tanto cantiamo. Che canzone? Giusto? Sì. Non ti preoccupare, figlio. No, ma che onore. Sono stato anche a Rensen, a Zena. Che tuo babbo se sbagli, No, non sbaglio. Perché mio babbo è un po' un professorino da Varchi. Come si chiama tu qua? Remigio. Ah, ma te Leo è quello che mi ha fatto parlare senese. No, sto qui in scoop. Quando ero piccinetto, una volta ero da Simonetta, a signora Toscana. Sì. E te a mangiare anche tia Francesca, a Remigio. E mi ricordo che ti mangiavi il pesce e ti parlavi in tabarchino. E mi ho detto, beh, ma che in ficino ci parla tabarchino e mica sono più grande di lei, non parlo senese. E allora ho detto, da quello giorno lì devo imparare senese. Mi fa piacere. Te lo giuro, è lui. In me che aveva mio nonno Albino, se ci amava come me, ho imparato tanti termini che magari qualcuno non conosce. Quelli che chi aveva chiamato tabacchin. Noi chiamavamo stanco, un cappotto che doveva mio nonno, si chiamava parto. Quelle cose che si doveva in cucina per serneggio, o serneggio o siasso. Servono per fare passo a faina. Sì, tipo un setaccio in italiano. Esatto. Ma perché l'andai a impararlo? Perché non continuare a parlare di seteo o tabarchi? È importante, insomma. Tutto che è importante, ma non solo quelli di Cadeseda, anche i senagi, turinagi, cioè quelli che sanno parlare i dialetti, vive i dialetti. Io sono di Cadeseda e vivevo in Piemonte da tantissimi anni. Vivo un chignao turinese de Ceppo, gli altri ti parlano del lungo turinese, o ti la capisci o non ti la capisci. Dunque ti parli un dialetto di chi e quello di Torino? E anche quello di Torino. E chi poi si dice che sto su Sardo Muro. Non capivo. Ti vedi? Perché mi ho vissuto a Carbogna 20 anni e parlo anche un sordo. Anche un sordo? Parlo capitanese. Non è vera quella cosa che dice, se ti impari una lingua non ti puoi imparare un'altra. Non è vera, perché mi sono stato a Lecce, Nanno, e anche un po' parlavo con pugliese anche là. A Calasetta certamente abbiamo trovato persone che ci hanno detto qualcosa in tabarchino o calasettano per essere più precisi e io credo che dobbiamo essere grati a tutte queste testimonianze perché ci ricordano quanto è importante anche la cultura di un luogo, la sua lingua, al di là delle bellezze naturali. Qui c'è un mare stupendo, ma anche le persone con la loro ricchezza, con la loro storia rendono questo posto ancora più magico. Io ringrazio in particolare anche la Proloco di Calasetta perché è anche merito loro se siamo riusciti a fare questa puntata. Trovate in descrizione a questo video tutte le informazioni per sostenere questi progetti. Tra poco uscirà quella su Carlo Forte e grazie de che.
Ciao! O che porran d'amor e una forca lontana